21 esatte sul cronometro, quest'oggi martedì 6 febbraio è la nostra diretta numero 16 di questa stagione. Buonasera da Francesco Casicci, introduciamo subito nella prima mezz'oretta quelli che sono i temi del nostro focus sul calcio giovanile, dopodiché alle 21:30 ci collegheremo invece con addetti ai lavori dei campi di Serie D ed Eccellenza Siciliana per approfondire quello che è assolutamente il momento del calcio siciliano, che comunque sicuramente sta dicendo molto bene, no? Nel campionato di Serie D con la vittoria attualmente del Trapani in fuga, 7 punti sul Siracusa. Anche in Eccellenza ci sono davvero gran belle realtà che sono pronte a ritornare nel massimo campionato dilettantistico, ma dedichiamoci in questa prima mezz'oretta appunto alle tematiche giovanili. Lo facciamo sempre con la competenza, la serietà di Davide Cicero di Tornei Giovanili Sicilia, reduce da un altro weekend di calcio giovanile. Ciao Davide. Ciao Francesco, buonasera. È stato un weekend soprattutto per noi catanesi intenso, pieno di impegni anche extracalcistici, con la festa di Sant'Agata, che è una delle feste religiose più seguite al mondo, che ha coinvolto come sempre centinaia di migliaia di turisti, di fedeli che sono accorsi ai piedi dell'Etna. A questi si sono aggiunti tanti atleti che hanno preso parte con più di 50 squadre al torneo Sant'Agata Cup, che abbiamo organizzato in alcuni dei centri sportivi della provincia catanese, con tante squadre provenienti un po' da tutta la Sicilia. Quindi è stato un altro bel weekend anche di calcio giocato, in attesa dei prossimi 3 appuntamenti che ci vedranno a Crotone nel prossimo weekend, dal 9 all'11 di febbraio. Poi ci sposteremo nuovamente in Sicilia dal 16 al 18 con il torneo dello Stretto, un appuntamento legato alle tinte bianconere della Juventus, dove saranno presenti anche tutte le Academy Juve d'Italia, con in testa la Fair Play Messina, società organizzatrice. E poi l'ultimo weekend di febbraio, prima di rifiatare in attesa di Pasqua, sarà nella città Redusea, l'Angelo Guardo Cup, ormai un appuntamento fisso del nostro palinsesto, un torneo dove quest'anno sarà presente anche il Bari Calcio, che è una prima volta per la società dei Galletti pugliesi con torneggio di Sicilia, tante squadre maltesi, e avremo modo nelle prossime settimane di parlarne. Vedo che ci saluta Costantino Forcellini, tecnico degli under 15 regionali della RG Siracusa, del Ponte, per salutare ovviamente e presentare il collega Tony Cannarella, responsabile tecnico della società appunto siracusana. Buonasera mister. Buonasera Francesco, buonasera agli ospiti e a chi ci ascolta. E avremo ovviamente il piacere di parlare di RG Siracusa, tra le società più navigate, esperte e con una matricola anche più importante da un punto di vista di anzianità, se mi passate il termine, ma sicuramente tanta solidità con alle spalle la famiglia Pepoli, che comunque ha svolto un lavoro egregio sicuramente nel calcio siciliano. Da presidente a un altro, perché abbiamo appunto il piacere di avere anche il presidente della doppia matricola Catane Soccer Academy Catane School, Stefano Farinella. Buonasera presidente. Buonasera Ciccio, buonasera ai tuoi ospiti e anche a chi ci segue da casa. Benissimo, e allora presidente parleremo anche di quello che è stato il vostro weekend, e abbiamo anche il piacere di avere il tecnico della doppia categoria dell'attività di base della Dream Soccer Scuola Calcio Elite, Roberto Petracca. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Categorie importanti perché conducono poi di fatti al calcio a 11, quindi la Dream Soccer, e allora abbiamo subito insomma tutti appunto gli intervenuti nella nostra piattaforma. Allora possiamo incominciare quella che sicuramente è la nostra tematica principale, o meglio la tematica iniziale. Siamo di fatti con i primi giorni di febbraio in questa seconda parte di stagione, dal momento che si inizia a settembre, è una stagione dura pressappoco praticamente 10 mesi. Siamo adesso nella seconda parte, nel secondo tempo di questa stagione. Presidente Stefano Farinella, bilanci così generali, se possiamo trarre anche un primo mini giudizio, o anche entrando poi in quelle che sono le dinamiche ovviamente della vostra società. Beh, allora, sicuramente il campionato Under 17 regionale ci vede protagonisti con la matricola Catane, perché siamo lì, ci stiamo giocando il primo posto. Abbiamo purtroppo avuto uno scivolone domenica,
in casa contro la Gimnica Scordia, ultima della classifica, che purtroppo il testacoda ci ha fatto proprio fare testacoda, perché non siamo andati oltre il pareggio e abbiamo dei grossi rimpianti per questo match. Per quanto riguarda invece l'Under 15 Elite, anche lì girone d'andata di sofferenza, ma con la matricola Academy lo sapevamo, perché l'80% dei ragazzi sono tutti 2010, quindi al primo anno giovanissimi. Anche se poi dagli addetti ai lavori comunque i complimenti arrivano per il gioco espresso, però poi la differenza fisica proprio dell'età anagrafica comunque la senti e la paghi. I 2-9 guidati da mister Sirio Silvestri hanno tanti rimpianti, perché hanno fatto un girone d'andata con partite bellissime, dove però abbiamo raccolto veramente pochi punti. Oggi diciamo che la classifica un attimino ci sta dando qualche soddisfazione in più, e siamo lì, siamo tra i play-out, ma fortunatamente la classifica è corta, potremmo anche sperare in qualcosa di bello, di più ambizioso. Praticamente sì, con gli under 17 siete, insomma, ve la state giocando, perché siete in questo momento a un punto proprio dal Ragusa Boys. Abbiamo avuto lo scorso martedì in collegamento, tra le altre cose, Calogero Lavaccara, tecnico appunto in vetta alla classifica. C'è anche il Real Trinacri assieme a voi, quindi è un campionato, questo in particolar modo, abbastanza combattuto. C'è anche l'Invictus dietro che esprime sempre un bel gioco. Sì, assolutamente. Devo dire che l'Invictus di Enzo Marchese mi ha sorpreso ultimamente proprio per il gioco espresso. In classifica sono un po' più indietro rispetto, diciamo, al terzetto al vertice, però i complimenti sono doverosi, perché hanno veramente un bel gruppo. Vedremo, insomma, scopriremo poi di volta in volta cosa ci riserverà questo campionato. La zona salvezza invece è ancora tutta nelle vostre possibilità, Presidente, perché ve la state giocando con i ragazzi di Sirio Silvestri e anche ovviamente con i 2010 sotto età praticamente di Jose Chisari. È un campionato molto combattuto, un po' combattuto è tutta l'elite, no? Ecco, ti aspettavi un campionato così aperto, diciamo, ad ogni risultato, partita dopo partita? Allora, ti dico che vabbè, l'Accademia Siracusa ero convintissimo che avrebbe fatto un campionato, diciamo, al vertice, quasi indisturbato. Non mi aspettavo una classifica così corta, devo essere sincero. Cioè, mi aspettavo comunque un divario più ampio tra le prime della classifica e, diciamo, quelle più in basso. In realtà poi è molto molto equilibrato, e ti dico, per quello appunto che ho detto prima, a noi fa piacere, tra virgolette, perché siamo ancora lì e ci possiamo giocare la salvezza assolutamente. E poi magari puntare ad arrivare ai playoff, perché comunque i 2-9 sono in assoluta ripresa, vengono da una vittoria proprio larghissima con una diretta rivale sabato pomeriggio, e hanno fatto una prestazione veramente al top i ragazzi. In questi bilanci invece, Tony Canarella, che cosa vogliamo da questo 2024 che è iniziato soltanto un mese fa? Il 2023 è stato per l'RG Siracusa l'anno in cui siete stati campioni di Sicilia nel campionato Under 13 Fair Play Elite, un titolo comunque virtuoso per una società che abbiamo più volte detto è una delle più iconiche sicuramente a carattere regionale. Poi c'è stato forse un passaggio indietro sotto altri punti di vista, però vorrei che insomma ci spiegassi un po' tu qual è il bilancio di questa prima parte di stagione. In questa prima parte di stagione noi assolutamente abbiamo dovuto lavorare sulla crescita del materiale umano che abbiamo, perché abbiamo rifondato lo staff tecnico, siamo rimasti solo in 3. Forcellini è nuovo, anche se è stato già in RG, però è nuovo quest'anno, e gli abbiamo affidato l'Under 15 regionale, dove sta facendo un gran bene, sta lavorando sulla crescita del singolo, e poi giustamente viene di conseguenza la crescita del collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre categorie, noi non facciamo elite, abbiamo solo l'Under 15 regionale, e
stiamo lavorando nell'attività di base per rifondare una società che è stata, come sapete, un po' malconciata dagli eventi che si sono susseguiti qua in città. Mister, ti faccio una domanda diretta, giusto per capirci. Quando si parla di singolo, magari con maggiore attenzione, probabilmente con un occhio di riguardo verso le competenze, verso anche le qualità, ecco, individuali, quelle tecniche, ecco. Ti riferisci magari a qualcosa che abbia a che fare con individual, o ti riferisci semplicemente ad una maggiore sensibilizzazione della crescita del singolo all'interno del contesto di squadra, che ovviamente però non dovrebbe passare in secondo piano? Entrambe le cose, Francesco. Noi stiamo lavorando sia sulla crescita tecnica, perché come tu sai io sono un maestro di tecnica e lavoriamo anche per questo, e dopo stiamo lavorando anche sulla crescita mentale dei ragazzi, sull'educazione, sul rispetto delle regole, sul come stare in campo, su tutti gli aspetti. Stiamo cercando di creare, soprattutto nell'Under 15, un gruppo forte. E questo è importante. E ci stiamo riuscendo, Francesco, ci stiamo riuscendo. L'altra cosa è proprio in questa categoria siete nella zona playoff, ma sicuramente Sì. state dando ovviamente un valore aggiunto proprio per lavorare in prospettiva futura. È il gioco che stiamo esprimendo, un bel gioco. Costantino sta facendo un gran lavoro, e diciamo che sono un anno più piccoli, ma stanno giocando veramente bene. Io guardo le partite, assisto alle partite, e c'è da applaudire il mister e i ragazzi. Mister Petracca, invece i vostri bilanci, credo, mi riferisco alla Dream Soccer, credo che possiano essere assolutamente positivi. Siete primi nel campionato Under 15, fate bene anche in quell'Under 14, in quell'Under 17 probabilmente l'obiettivo è raggiungere la salvezza. Poi però sembra che invece l'humus positivo arrivi dal fondo, no? Arriva dai ragazzi, e allora vedo tanti bambini che mi sembra stiano dando insomma dei risultati positivi a tutta la società del Dream Soccer. Mi riferisco appunto agli Under 13, Under 12, ma anche ai Pulcini, che hanno anche svolto particolarmente tanti tornei nel corso di questi primi mesi. Sì, effettivamente da circa 2 anni, così, da quando siamo diventati elite, abbiamo un gruppo di ragazzi che veramente sta facendo la differenza in tutti i campi. Come dicevi tu, l'Under 15 ha concluso il girone imbattuto. L'Under 17 sta facendo un ottimo campionato, però dobbiamo anche dire che la maggior parte dei ragazzi è sotto età. Non è una scusa, però la maggior parte sono 2008. Stanno facendo un ottimo campionato regionale. Gli Under 14 vedo che stanno facendo bene, che poi io seguo, purtroppo non li posso seguire tanto perché sono impegnato con i miei ragazzi. Siamo già dall'anno scorso campionato, stiamo facendo il campionato Elite con l'Under 13. Quest'anno, l'anno scorso, diciamo sempre nella stagione 2023-2024, abbiamo chiuso l'anno 2023 con un successo sia nei tornei fatti noi stessi che a Vigento. Abbiamo vinto il torneo e abbiamo fatto un'ottima figura anche al torneo prima di Capodanno a Catanzaro. Abbiamo perso la finale con squadre professioniste, abbiamo battuto il Catanzaro e il Crotone. Abbiamo perso con la squadra di Francavilla, una squadra che gioca in Serie C. Perciò diciamo che il lavoro si sta vedendo, i risultati si vedono. Dal punto di vista Super Pantes, Davide, questo primo quarto d'ora come lo vogliamo archiviare, soprattutto dal punto di vista di chi guarda con l'occhio critico come te, che idea ti sei fatto
magari di questi primi 5 mesi, e che idea ti fai ora in relazione ai prossimi 5, che evidentemente sono fondamentali per lo sviluppo della conclusione di questa stagione? Francesco, è stato questo comunque secondo me un avvio di stagione molto interessante, ha dato tanti spunti interessanti, grazie anche e soprattutto alla creazione del campionato Elite che si è aspettata da tanto tempo. Diciamo è stata fatta un po' di selezione, si sono alzati i livelli di tutti quanti i campionati, e adesso si va a vedere un gran bel gioco la domenica nelle partite dei campionati Elite, e si dà allo stesso tempo sia alle squadre che partecipano ai campionati regionali che a quelli provinciali il giusto livello tecnico, il giusto bilanciamento per fare in modo che le partite siano più avvincenti e non ci siano più quelle imbarcate di gol a cui eravamo soliti, ormai abituati ad assistere tutti i weekend. Sulle società, diciamo, che stiamo spiando, parto alla Catane, che è ormai una società, un punto fermo nella provincia di Catania, e non solo, una società che dopo tanti anni è riuscita a portare 2 stagioni fa il titolo regionale nella provincia di Ternea, un titolo che mancava ormai da diversi anni e che è stato sempre appannaggio delle società palermitane, una società che comunque oggi si trova con una doppia matricola, ed è un caso più unico che raro in Sicilia, una cosa che fa solamente la Panormus, il calcio di Sicilia, e poi la Catane nella Sicilia orientale, quindi sia Catane School, Academy Catane School che Catane Soccer, entrambe con l'Under 17 nei campionati regionali. Tra l'altro l'Under 17 con buonissima possibilità di giocarsi fino alla fine le proprie chance di approdare nell'Elite. L'Under 15 ha una doppia matricola invece nel campionato Elite, già in possesso, lotta per uscire dai play-out. La Catane Soccer, l'Academy Catane School dovrà vedersela con molta probabilità di play-out contro delle avversarie ostiche, però è assolutamente una società molto in gamba. L'RG Siracusa, come sappiamo, è stata un po' rifondata quest'anno, un RG Siracusa 2.0 con tanti cambi a livello dirigenziale, gestionale, ma la famiglia Pevori ci è abituata a tenere duro, soprattutto può puntare sul proprio fiore all'occhiello, che è il centro sportivo, un campo di calcio 11, un campo a 7, un campo a 5, che sono praticamente a tutti gli effetti casa loro, e quindi grazie anche al lavoro di mister Cannarella e di tutto lo staff sapranno risorgere, lo stanno dimostrando anche con degli ottimi risultati nell'Under 14 dove sono terzi, nell'Under 15 comunque nei regionali in zona playoff, e la Dream Soccer è uno degli assi nascenti del calcio giovanile siciliano, è una matricola non molto longeva, ma che comunque ha con sé mister e tecnici di assoluta esperienza, ha già disputato dei campionati, soprattutto quello Under 14 negli ultimi anni, assolutamente di livello, ha messo in mostra tantissimi giovani, e quindi con noi abbiamo 3 società di 3 province diverse che ci testimoniano che comunque il calcio giovanile siciliano è attivo, è sveglio, è vivo, è fresco. Francesco, quello che mi dà fastidio poi invece è vedere un campionato di eccellenza dove ad esempio nel girone A dei 21 gol che sono stati segnati in questo weekend, ben 15, quindi più della metà, sono stati segnati dai calciatori stranieri, e anche nel girone B, quello della Sicilia orientale, non è tanto diversa la situazione. E mi permetto di usare delle parole forti, è vergognoso, te lo dico assumendo le responsabilità, è vergognoso come società anche di bassissima classifica, ultimi, penultimi, terzultimi, Fulgatore, Mazzara, Oratorio San Ciro e Giorgio, e tantissime altre, debbono ricorrere a calciatori stranieri per imbottire le proprie rose, togliendo spazio a tutti i giocatori e tutti gli amanti del calcio di cui parliamo tutti i martedì sera a Fuorigioco, e per cui tutte le persone qui presenti e tutti quelli che ci stanno dietro si fanno un mazzo tanto dalla mattina alla sera per poi vedere vanificati i propri sacrifici, perché è una soddisfazione vedere un proprio ragazzo che indossa anche una non maglia professionistica, ma va a giocare un campionato di eccellenza, che è il massimo campionato regionale. Tanti posti vengono tolti da calciatori normalissimi, stranieri, per fare i soliti giochetti che conosciamo bene, che di cui abbiamo anche parlato spesso in trasmissione. Ed è vergognoso che non ci sia una norma che dia la certezza di uno spazio ai calciatori giovani siciliani. In eccellenza ricordiamo che sono solamente 2 gli slot. L'anno prossimo in Serie D
passeranno da 4-3 e quindi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Mister Cannarella si può formare quanto vuole, Stefano Farinella può investire tutte le risorse che vuole, Roberto Petracca si può sbattere a destra e a sinistra in tutti i campi dell'Ibleo dalla mattina alla sera, ma se poi non riusciamo a trovare uno sbocco abbiamo solamente fatto divertire, comunque già un bel risultato. Tantissimi giovani calciatori, io nei tornei, voi nelle vostre scuole calcio, ma c'è sicuramente qualcosa che non va, e non parliamo del calcio professionistico perché lì addirittura la proporzione è abissale, c'è più del 65% dei calciatori che scendono in campo dal primo minuto in Serie A che è di nazionalità straniera, addirittura in alcune squadre solamente 3 italiani dal primo minuto sono scesi in campo questa domenica, è vergognoso. Questa è una tematica sicuramente forte che potremmo anche riprendere, però Stefano Farinella, quali sono diciamo i tuoi ammonimenti, no? Ormai tu sei nel calcio da 3 anni, se non vado errato, però è una domanda che replicherò anche a Tony Cannarella e a Roberto Petracca. Qual è l'ammonimento magari che faresti in questo momento al sistema, no? Perché tu sai benissimo che ormai si parla di rete, si parla di sistema, non si può parlare appunto di un'unica singola componente. Si è parlato spesso di regolamenti, di infrastrutture, alle volte anche sono usciti anche argomenti, per esempio gli arbitraggi che non sono stati molto consoni. Qual è secondo te, ecco, in questo momento probabilmente la spada di Damocle, no, del calcio siciliano giovanile? Allora, Ciccio, sicuramente riprendo le parole di Davide, io penso che l'imbuto sia sempre più stretto, perché vuoi per le riforme, anzi paradossalmente l'ultima riforma ha favorito le squadre pro e ha sfavorito invece le squadre, tra virgolette, semi-pro o dilettantistiche, perché se pensi che tu un premio di tesseramento a una squadra pro non lo puoi più chiedere, mentre a una squadra dall'eccellenza in giù lo puoi chiedere, cioè lì proprio è secondo me proprio il paradosso più grande di questa situazione. Sai che non mi nascondo dietro il dito, quindi sono molto, molto senza peli sulla lingua. L'arbitraggio, io sono dell'idea, purtroppo poi ci sono momenti in cui magari la tensione ti può scappare qualche pensiero un po' meno educato, però poi alla fine se rifletti sono ragazzini che vengono ad arbitrare, spesso ragazzi più grandi di loro, sono da soli in mezzo al campo senza nessun tipo di aiuto, senza nessuna collaborazione, anche la figura stessa dell'assistente dell'arbitro, che ciascuna società... Cosiddetto tutor. Ma non ha senso, cioè è la presa in giro più assurda che io la vivo da quando giocavo nei settori giovanili. Non ho fatto chissà quale carriera o fortuna calcistica, però comunque il settore giovanile l'ho giocato tutto, giocato anche come fuori quota in promozione. Cioè, stiamo parlando che sono da soli in mezzo a 22 ragazzi, ripeto, spesso più grandi addirittura di loro. Il fuorigioco è impossibile che lo indovinino, quindi o in un modo o in un altro comunque lo sbaglieranno sempre. Ma ripeto, ma quello è proprio palese e lampante, e spesso e volentieri si sentono ovviamente poi situazioni veramente poco felici, con aggressione agli arbitri, si parla tanto però si fa poco per risolvere. Cioè si sviluppano anche il discorso di poter avere il doppio tesseramento, quindi poter fare il giocatore e poter fare l'arbitro, ma qui non è questione che mancano le risorse, è questione che le risorse intanto vanno formate, vanno fatte crescere, vanno fatte anche sbagliare, assolutamente. Sbagliando si impara. Quindi diciamo che sono tanti gli aspetti, non mi sento di sottolineare uno piuttosto che un altro, perché si potrebbe iniziare una disquisizione da qui e finirla l'anno prossimo. E purtroppo il tempo langue. Il tempo stringe, esatto. Tony Cannarella, una tua criticità palese in questo momento, tu sei più uomo di campo evidentemente, però ovviamente sei sensibile anche a quelle che sono le dinamiche e le criticità evidentemente di un gruppo squadra o di una società che troppo spesso deve, diciamo così, mediare anche a 360 gradi per cercare di essere un po' un'impresa, perché molte società sono anche delle aziende, e ovviamente anche un po' un concetto, no, di calcio giovanile che sia anche il calcio della gente. Ecco, qual è il tuo pensiero? Intanto io concordo col Presidente e con Davide
per le idee che hanno espresso, per i loro concetti. E poi io voglio aggiungere che anche noi dalla parte nostra dei tecnici bisogna formarsi un po' di più. Io sono all'interno dell'AIAC, abbiamo organizzato delle serate formative e le adesioni sono poche, molto poche. Si pensa di andare in campo e di conoscere già tutto il calcio. Un tecnico importante diceva: chi sa di calcio non sa niente di calcio, e purtroppo andiamo spesso in campo consapevoli di essere già a grandi livelli e poi non sappiamo neanche spiegare o fare ai ragazzini dei concetti, far capire dei concetti o dei principi di gioco. Spesso sento alcuni colleghi in campo che chiedono delle cose ai ragazzi e poi mi chiedo: ma gliel'abbiamo insegnata sta cosa ai ragazzi? Forse bisognerebbe educare e allenarci noi stessi, no? Nella nostra vocazione e nella nostra passione principale, che è quella appunto di essere sì professionisti, ma soprattutto accorati, no? In questo settore che comunque è sempre un gioco, no? Principalmente. Sì. Nella nostra società stiamo organizzando delle serate di formazione dove l'abbiamo proposte sotto forma di dibattito, insomma, proponiamo degli argomenti e cerchiamo di condividere delle idee da mettere poi in campo, insomma, ci aggiorniamo, cerchiamo di fare qualcosa. Ci stiamo provando. Ripeto, poi anche la federazione, i centri federali sono rimasti, mi sembra, 2 in Sicilia. Non so quanto si stia lavorando su questo punto di vista qua. Le rappresentative, come diceva il presidente prima, non so come i criteri di selezione, non so come funziona. Adesso io non voglio giudicare, non mi permetterei mai di giudicare i tecnici e chi di competenza, però penso dei ragazzi interessanti, come è successo l'anno scorso con Garofalo e dell'Accademia Siracusa e Italia delle regie. Io parlo di questi perché questi conosco, che adesso giocano nei professionisti, ma l'anno scorso sono stati convocati una volta sola in rappresentativa. Questo lo chiederemo tra qualche diretta, lo chiederemo ai diretti interessati, perché abbiamo strappato il consenso da parte dell'ufficio stampa dell'LND. Avremo in questo senso gli allenatori, basta soltanto aspettateci nel corso delle prossime dirette, perché sicuramente perfezioneremo una puntata dedicata totalmente alle rappresentative, ovviamente dell'LND, in attesa del torneo delle regioni. Roberto Petracca, oggi Davide Chiarandà era abbastanza rabbuiato soprattutto sulla situazione infrastruttura a Vittoria, una situazione davvero triste, era molto molto giù di corda. Ecco, cosa mi aggiungi? Sì, perché purtroppo per quanto riguarda l'attività agonistica, parlo di calcio a 11, abbiamo una carenza di strutture adeguate, quindi la società, oltre perché noi abbiamo i campi in affitto, per quanto riguarda l'attività di base il campo è abbastanza buono, ottimo, però pagano un affitto. E quest'anno sono stati costretti i ragazzi a traslocarsi da Vittoria, andare a Chiaramonte, perché hanno dovuto anche affrontare spese di viaggio, affittare il campo a Chiaramonte. Cioè, a Vittoria c'è un solo campo in pessime condizioni, le squadre sono tante. Ovviamente oltre al Gianni Costa si divide con altre società, gli orari sono quelli che sono, purtroppo hanno molte difficoltà, a volte i ragazzi, parliamo di calcio a 11, sono costretti ad allenarsi anche lì da noi, nella struttura dove ci alleniamo noi che facciamo attività di base. Lascio immaginare i ragazzi di una certa età a campo ridotto cosa possono fare mai. E questo, il problema è anche questo, mancano le strutture. Assolutamente. Ci sono, ma sono trascurate. E la burocrazia poi rallenta tutto, che poi è anche questo un po' il nocciolo della questione. Per esempio Stefano Farinella, in provincia di Catania ci sono diverse strutture che stanno per vedere la luce, penso a Via Grande, piuttosto che
a Valverde, anche se non vado errato. Santa Venerina avrà presto il suo Santa sintetico. Venerina, Valverde dovrebbero fare il bando a breve per la ristrutturazione. Mascalucia l'hanno appena chiuso, noi siamo una delle società che appunto fanno base a Mascalucia, e ci siamo ritrovati a stagione in corso a metà dicembre senza campo dove far allenare gli under 17, gli under 15, senza poterli far giocare. Cioè, c'è una situazione veramente allucinante. E il Valentino Mazzola ha ritrovato in questo senso il suo... L'hanno riaperto una decina di giorni fa, 15 giorni fa. Ci sono tante strutture in stato di abbandono, basti pensare, che ne so, a Massa Annunziata, basti pensare a strutture veramente sparse per la provincia, anche in posizioni strategiche, assolutamente in stato di abbandono. Tu ti vai a proporre per prenderle anche in gestione e ti scontri poi con la burocrazia, ti scontri con 1000 impedimenti che poi ti fanno anche passare la voglia, ti portano anche ad allargare le braccia e a dire, beh, se questa è la situazione, è una lotta contro i mulini a vento, Ciccio, ma e in te lo questo dico senso, sinceramente. Davide Cicero, tu che sei un vecchio appassionato anche della politica, giovanile e non, mi confermi che la politica fa poco, no? Per essere forse dalla parte, no? delle società o delle aziende, perché in questo caso si potrebbe anche creare qualcosa di importante, soprattutto su centri sportivi dismessi, inutilizzati, vecchi, ormai che praticamente stanno facendo muffa da tutte le parti. Purtroppo ce n'è davvero tanti in Sicilia, non soltanto in Sicilia, molti in particolar modo non solo in provincia di Catania, ma davvero un po' in tutta la nostra isola. Francesco, guarda, il problema da qualche decennio a questa parte è uno, che fino agli anni 80-90 la maggior parte dei fondi che venivano spesi dai comuni erano fondi regionali, che venivano creati, progettati con dei bandi fatti secondo determinati parametri, che erano dei parametri logici, civili, applicabili. Negli ultimi 20 anni invece la stragrande maggioranza e quasi totalità di fondi invece sono fondi europei, che sono fondi che vengono concepiti nelle grigie aule di Bruxelles o Strasburgo secondo parametri che devono essere validi da Lampedusa alla Finlandia, passando per tutto il centro Europa, quindi dove ci sono dei parametri, dei modi di fare e delle applicabilità che non trovano riscontro in buonissima parte delle strutture già esistenti in Sicilia. Questo aggiungi anche che gli impiegati comunali spesso non fanno il proprio lavoro o lo potrebbero fare meglio, e in più ci sono dei bandi che hanno proprio come punteggio, come indice di attribuzione di punteggio dei parametri che vanno a non privilegiare quelle che invece dovrebbero essere le zone di maggiore attenzione di questi finanziamenti. Parliamo del sud, parliamo delle isole, parliamo dei grossi comuni dove ci sono grandi bacini d'utenza, dove non hanno la possibilità di andare a allenarsi e o giocare decorosamente, e quindi all'interno di un già penalizzante processo che penalizza proprio in generale l'asset italiano, il Sud si trova ancora una volta ulteriormente penalizzato. Ho avuto modo di parlarne anche più volte col presidente Sandro Morgana. Bisognerebbe fare qualcosa, lui stesso si sta impegnando a livello nazionale per far sì che i fondi, una volta recepiti a livello nazionale, non vengano spesi paritariamente tra le varie regioni italiane, ma vadano spesi dove ce n'è più bisogno, e sicuramente in Sicilia Sud ce n'è più bisogno, visto che siamo molto indietro rispetto ad altre regioni come il Piemonte, come la Lombardia, come il Lazio, la Toscana, l'Emilia Romagna, e quindi è giusto che vengano attribuiti delle fette sostanziose di fondi in più a chi ne ha più bisogno, come la Sicilia, e spero che si sveglino una volta per tutti i grandi comuni e che non vengano solamente premiate delle buone comunque amministrazioni, che meno male che ci sono loro, perché altrimenti questi fondi siciliani verrebbero spesi in Trentino e in Friuli. Però spesso andiamo a vedere che ci sono delle cattedrali nel deserto, dove questo deserto è un deserto di 1200 abitanti, che si trova un campo di calcio dove viene speso 1 milione di euro, arroccato tra le valli del Nisseno, dell'Ennese, e a Catania con 1 milione di abitanti abbiamo 3 campi di calcio 11 che devono essere divisi per 4500 atleti. È chiaro, Davide, hai detto tanto, hai detto
veramente quasi tutto bene, no? Possiamo essere assolutamente tutti d'accordo. Purtroppo siamo già 5 minuti oltre, allora io ringrazio il presidente Stefano Farinella, i migliori auguri Grazie a te, Ciccio. per la salvezza, lo possiamo dire, dell'Under 15 Elite e per la promozione dell'Under 17 regionale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi i sogni non costano, quindi io sono anche un po' un sognatore, magari qualcosina in più la possiamo sperare, dai. Assolutamente, in bocca al lupo ovviamente alla Catene, all'Academy Catene School. Viva il lupo! Mister Cannarella, complimenti ancora per il lavoro, ovviamente in bocca al lupo un po' per tutta la crescita, no? Sia della vostra società ma anche dei vostri preziosi ragazzi che ovviamente possano anche migliorarsi con la maglietta appunto delle Reggi Siracusa. Viva il lupo, grazie per l'invito, buona serata. Grazie mister, grazie ancora. Mister Roberto Petracca, un bocca al lupo, ti vedremo ovviamente nelle prossime giornate impegnato, tra l'altro con questi due gruppi proprio al torneo dello Stretto Juventus Academy, quindi vedremo questi ragazzi che sicuramente si divertiranno al cospetto di altre società sicuramente importanti come la vostra. Grazie tanto e complimenti anche all'organizzazione che voi permettete ai ragazzi di divertirsi e di giocare. Grazie mister ancora, grazie a te, grazie a Tony Cannarella, grazie a Davide per questo prezioso approfondimento. Ci vediamo martedì prossimo per riaggiornarci ancora. Grazie a Davide Cicero. Grazie a te Francesco, ma soprattutto grazie ai tanti amici che hanno preferito te ad Amadeus in questa prima serata di Sanremo. Un abbraccio e ci vediamo martedì prossimo. Proprio perché la prima magari ci hanno lasciato insomma l'onore di poter continuare ovviamente a seguirci tanti, ma adesso sono... Ma secondo me anche Sinner era collegato su Fuorigioco anziché su Sanremo, Francesco. Secondo me se andiamo a vedere tra i contatti c'era Yannick Sinner collegato su Fuorigioco, per questo aveva detto di no ad Amadeus. Benissimo, magari ovviamente una battuta. Ciao Davide, ciao, grazie ancora, a martedì prossimo e adesso presentiamo appunto quelli che sono i prossimi interventi nella seconda parte. Abbiamo il centrale difensivo della nuova IG Virtus, Angelo Della Guardia. Buonasera Angelo. Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. E abbiamo il centrocampista match winner, ovviamente un grande in mezzo al campo per la grande tenacia, per la perseveranza, per la resilienza. Lui è anche goleador d'eccezione nella vittoria contro il Città di Gela. Parliamo di Alfonso Sessa. Buonasera Alfonso. Ciao Ciccio e buonasera a tutti. E allora, rieccoci qua, abbiamo appunto i nostri ospiti con i quali possiamo parlare di quello che è stato il weekend di questo fine settimana e parliamo proprio, entrando un po' nel vivo del discorso, proprio di Serie D, perché il campionato da cui inizia il nostro focus. Angelo, prima di parlare ovviamente della vostra quarta vittoria consecutiva, che fa tanto bene all'umore, parliamo ovviamente di chi è in vetta alla classifica e di fatti non ha mai perso nemmeno una partita, qualcosa di davvero di pazzesco se pensiamo ecco all'andatura di questo Trapani, 23 partite, praticamente in 23 partite ci sono 21 vittorie e 2 pareggi. Ti chiedo se questa fuga veramente sa di vittoria o è prossima alla vittoria da parte di Granata di Alfio Torrisi. Sì, sicuramente parliamo di una corazzata, è inutile negarlo. Il Trapani l'abbiamo perduto solo per un momento, non so se per un errore, per una situazione che evidentemente credo si possa ripristinare, ma completiamo il ragionamento. Alfonso, parlava Angelo di una corazzata, penso che ci sia poco da aggiungere. No, assolutamente sì. Ecco, è tornato. Allora, facciamo completare Alfonso, credo, come giusto che sia, ad Angelo. Angelo, stavi dicendo? C'è qualche problema con Angelo Della Guardia, vediamo se un attimino possiamo assistere dalla regia. Il nostro Antonio Caro è sempre molto prezioso, vediamo se fa un miracolo. Fatto sta che per adesso non ci sente, allora magari forse il consiglio che diamo ad Angelo è quello di uscire dalla piattaforma e rientrare. Alfonso, a te l'opinione, non te la cambia stavolta nessuno. Ciccio, assolutamente sì, il Trapani sta dimostrando tutte le sue capacità con la grandissima rosa che ha, una rosa ampia che gli ha permesso appunto di
di intraprendere questo percorso veramente impressionante nel campionato. Ha un rullo compressore, ora se non sbaglio è a +7 dal Siracusa. Ha dato una sterzata al suo campionato con la vittoria a Vibo Valencia e c'è poco da dire, è quasi perfetto. Ecco, sono già 12 punti di vantaggio sulla Vibonese, pensate un po', ne ha 25 sul Città di Sant'Agata e sono numeri davvero molto molto importanti. Ecco Alfonso, in questo percorso tu credi che sia tanto più forte l'impatto che ha avuto il Trapani in questa stagione o quanto che non c'è stata una concorrenza al di là del Siracusa e anche della Vibonese, perché poi alle loro spalle insomma ormai si sono adagiate molto, diciamo che gli obiettivi ormai si sono aggiornati nel corso di questa stagione. Sì, diciamo che all'inizio si aspettavano su tutte Trapani e Siracusa. Poi diciamo che il Siracusa ha tenuto testa al Trapani, sta tenendo testa al Trapani tuttora perché ha comunque uno score pazzesco, dei risultati fuori dal normale anche loro. Sono comunque secondi, ma stanno avendo un ritmo impressionante. Poi la Vibonese diciamo che ha un po' mollato la presa rispetto magari al girone di andata, ma siamo sempre lì, non è facile tenere quei ritmi per tutto il campionato durante tutta quella stagione. Quindi credo che il Trapani, diciamo, hanno subito tutti la forza del Trapani, quindi molto merito del Trapani, secondo me. Angelo Della Guardia, abbiamo ripristinato il collegamento, non avevamo dubbi, ci senti bene stavolta? Sì, adesso sì, scusatemi, forse sarà stato sicuramente un mio errore. No, Penso ma non ti mia... preoccupare. Il guaio della diretta, cioè il bello della diretta, come si dice in gergo. Allora, completi il ragionamento? Questo Trapani ha davvero messo probabilmente la settima marcia, come i gol, come i punti di stacco? Sì, come dicevo, appunto il Trapani è stato costruito appunto per, tra virgolette, ammazzare il campionato, diciamo così, no? Diciamo che finora sta rispettando i pronostici di inizio stagione. C'è da dire che comunque il Siracusa sta tenendo botta, anche perché parliamo di una squadra importante, una squadra formata da comunque giocatori di categoria, giocatori che hanno vinto questi tipi di campionato. Però ripeto, secondo me il Trapani, penso voi proprio per organico di rosa, penso sia superiore appunto a tutte le altre. Tu recentemente, praticamente 2 settimane fa, hai incontrato il Siracusa, che idea ti sei fatto? Ovviamente è stata una partita secondo me spartiacque, perché nel corso di 90 minuti anche abbastanza particolari il Siracusa era riuscito praticamente addirittura anche a operare il sorpasso se avesse battuto l'Igea, e se ovviamente il Trapani, come stava facendo, stava perdendo anche 2-0 alla razza di Vibo Valencia. Sì, quella è stata, come hai detto tu, una partita, diciamo, fondamentale un po' per tutti, anche per noi dell'Igea, perché comunque venivamo da un filotto di partite, diciamo, non positive, anzi, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Però, ripeto, eravamo consapevoli di andare ad affrontare una squadra forte, molto forte, e appunto il Siracusa l'ha anche dimostrato nel primo tempo di essere una squadra molto cinica, composta da grandi giocatori. Poi per fortuna e bravura nostra, il secondo tempo siamo riusciti comunque ad agguantare subito il pareggio e poi a fare il gol della vittoria, ma questo anche grazie comunque a una voglia che avevamo di riscatto, quindi vedo in sovrappressione che Claudio Calafiore sta commentando, e quindi ripeto, è stata una giornata molto importante per noi, ma il Siracusa, grande rispetto per il Siracusa, assolutamente. Invece il vostro campionato, Angelo, parlavi del filotto sicuramente negativo, 7 sconfitte consecutive, però adesso 4 vittorie. Siete senza filtri,
difatti avete pareggiato soltanto 2 volte, no, nel corso di queste 23 partite. Vi siete avvicinati adesso, diciamo, alla colonnina di sinistra, siete al 10° posto, e per quelli che sono i vostri obiettivi, che credo siano, diciamo così, aggiornati di volta in volta, adesso avete 6 punti sull'Ocri e 8 sul Portici, di una salvezza che credo passi quasi esclusivamente, se mi passi il termine, dalle partite adesso dirette, no? Cioè dagli avversari che stanno fondamentalmente nella parte destra. Assolutamente sì, assolutamente sì. E per noi, come hai detto tu, queste 4 partite sono state di fondale importanza, perché comunque ci hanno dato un po' di ossigeno, sia sotto il punto di vista appunto dei punti, sotto il punto di vista della classifica, ma soprattutto sotto il punto di vista del morale. Siamo consapevoli che adesso andiamo ad affrontare tutti i nostri scontri diretti fuori casa. Abbiamo solo la partita di Locri in casa, ma questo comunque non deve demoralizzarci, perché comunque appunto abbiamo visto come possiamo comunque mettere in difficoltà qualsiasi squadra se giochiamo appunto come dobbiamo, ecco. Tra le altre cose, Angelo, tu sei un classe 95, quindi ormai sei un centrale che comunque ha raggiunto una certa esperienza e anche navigata, no, in questo campionato. Non è la prima volta che giochi nel girone I, però è un girone I che è sempre un campionato particolarmente duro, probabilmente perché a turno, un po' per fallimenti anche di vecchie nobili decadute, probabilmente anche perché spesso la storia dice che il campionato di Serie D, girone I, lo vincono anche gran belle realtà. Ecco, è sempre un campionato molto complicato. Sì, assolutamente. Basta pensare che comunque, per esempio a noi dell'Igea, così come penso ad altre squadre, mancano i 3 punti della Mezia, quindi ritrovarsi... Che avevate tra l'altro ottenuto con una splendida Sì, vittoria, 4-0 sì. tra le altre cose. Esatto, e quindi ritrovarsi un attimo, venivamo già da un periodo non facile, se non ricordo, in quel momento, quando ci hanno tolto i 3 punti della Mezia, appunto, e quindi ritrovarsi poi anche sotto di classifica, sotto di 3 punti, mentalmente non è stato semplice, però ripeto, è un girone, ecco, difficile, perché soprattutto quando vai in piazze, appunto quando vai fuori casa, è un girone dove vuoi non vuoi ci sono delle piazze che comunque in casa si giocano i loro obiettivi, sia per quanto riguarda le vittorie del campionato, sia per quanto riguarda quelle della salvezza. Siamo stati appunto a San Luca, dove abbiamo trovato, come giusto che sia, un ambiente molto difficile per una squadra che, diciamo, comunque veniva da risultati non positivi, ecco. Quindi è importante approcciare bene, secondo me, tutte le partite. Stiamo vedendo la Goal Collection, che tutti i lunedì, già nelle prime ore della mattina, appunto, potete assaporare e gustare su Wii Sport, su Gazzetta del Sud, tutti i gol. Anche questo lunedì ce ne sono stati 21 e li stiamo, tra le altre cose, anche vedendo. Tra questi il gol, Angelo, della Guardia di Ordonez, giocatore che si sta mettendo in luce in questa parte di stagione. Una tua sensazione, appunto, un po' su tutto il movimento d'attacco e in particolar modo su questo calciatore che sta facendo molto bene ultimamente. Sì, Manu Ordonez è sicuramente un under molto molto valido, così come lo sono comunque anche il resto dei ragazzini. Noi li chiamiamo così, no? Il resto dei ragazzini. Abbiamo la fortuna appunto di avere ragazzi che, sia per abnegazione sia per spirito, comunque si impegnano e danno sempre il massimo durante le partite. Per quanto riguarda il fronte d'attacco, abbiamo giocatori davvero importanti per la categoria. Basta citarne soltanto alcuni, come Sebastiano Longo, che comunque con i fatti
è un giocatore che sta dimostrando che questa categoria magari gli sta un po' stretta, ma lo stesso Di Piedi, che è un giovane, anche lui, un 2003, che è di grande fisicità e che secondo me può fare veramente tanto bene in futuro. Trombino, attaccante veramente molto molto importante per noi, per il gioco che appunto ultimamente stiamo facendo, e appunto poi ci sono anche i ragazzi, ecco, come Manu Ordonez, che ripeto è stato un rinforzo di gennaio molto importante. Lui veniva dalla Vibonese, dove purtroppo comunque ha trovato meno spazio, ma non per demerito del ragazzo, ma perché comunque si trovava lì davanti a sé giocatori come magari Convitto, dove era un po' più difficile emergere, ecco. Con noi sta dimostrando appunto che può veramente diventare un giocatore importante, ecco. Alfonso Sessa, tu invece da 2 anni militi tra le file dell'Enna, ancora prima hai fatto 2 anni importanti a Giarre, tra questi la vittoria del campionato e una salvezza che rimarrà comunque scritta, per quanto poi sia stata poi di fatti nulla rispetto appunto alla storia, in questo caso del Giarre 1946, un campionato di Serie D che potresti fare a mio avviso a occhi chiusi, che magari vuoi conquistare sul campo, ecco. Però prima di andare all'Enna, all'argomento Enna, volevo chiederti che idea si è fatto soprattutto di squadre siciliane come per esempio il Città di Sant'Agata, che ormai stabilmente non è più nemmeno una rivelazione, attualmente addirittura al quarto posto assieme alla Reggio Calabria, ed è una squadra che sta facendo molto molto bene, per qualcuno anche in maniera probabilmente inattesa. Assolutamente sì, ma non è il primo anno che il Città di Sant'Agata fa questo campionato, perché se non ricordo male anche quando noi abbiamo raggiunto quella salvezza della quale tu parlavi, ha fatto un campionato importante arrivando quinta, sesta, ora non ricordo, comunque a ridosso dei playoff. Il girone è tosto e le siciliane dicono sempre la loro. È un girone combattuto, un girone dove poi, come diciamo quest'anno, è il Trapani. L'anno scorso c'è stato il Catania, qualche anno fa c'è stato il Palermo. È un girone dove negli ultimi anni ci sono state delle realtà importanti, delle piazze molto importanti, e poi ci sono le matricole che alla fine danno sempre fastidio, e lo dimostrano ogni anno, come quest'anno l'Igea, che magari anche loro non sono partiti, diciamo, alla grande, anzi più che altro a metà campionato erano in difficoltà, e ora hanno fatto 4 risultati, 4 vittorie consecutive, che ti fanno fare dei balzi in avanti importanti e ti fanno mettere, diciamo, un po' con la testa più tranquillo per una salvezza più tranquilla, appunto. Esattamente, esattamente. Adesso parliamo appunto di eccellenze, nella fattispecie di Girone B, dove Enna e Paternò stanno facendo il vuoto. Tra le altre cose, ennesima sconfitta del Modica, c'è stato un ribaltone societario, di fatti, Settineri è il nuovo allenatore, insomma, capite bene che è un po' qualcosa di inatteso probabilmente rispetto magari a quanto ci si aspettava. Fabio Arena ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo, e allora stanno facendo benissimo Enna appunto e Paternò, con l'Enna che ha di fatti 50 punti, migliore difesa, secondo migliore attacco di questo campionato. Alfonso, ci sono dei commenti, Alfonso Sessa fa parlare i piedi, in questo caso ecco l'Enna cosa sta facendo parlare? Sta facendo parlare che probabilmente è maturo anche per un salto di categoria. Noi veniamo, diciamo, veniamo dal morto, si dice, no? Nel senso che l'anno scorso ci è stata soffiata all'ultimo questa Serie D. Quest'anno io con i miei compagni che c'erano già l'anno scorso e quelli di quest'anno vogliamo raggiungere l'obiettivo della promozione diretta. Ci proveremo fino alla fine, ci stiamo provando con tutte le nostre forze. Domenica dopo domenica siamo arrivati, se non mi sbaglio, a 10 vittorie consecutive. Questo non è un caso, è frutto di tanto lavoro, di tanti sacrifici che facciamo durante la settimana e appunto poi la domenica. Un lavoro non di 6 mesi, 7 mesi, ma siamo arrivati a 1 anno e mezzo di lavoro, perché un gruppo comunque consolidato di giocatori che siamo insieme da diversi anni. E appunto ad Enna siamo lì da 1 anno e mezzo,
per raggiungere la Serie D insieme alla società. Ci siamo posti questo obiettivo a luglio dell'anno scorso e lo vogliamo portare a termine. Ci proveremo con tutte le nostre forze, ci stiamo provando, lo stiamo dimostrando e niente, questo è il discorso. In sovraimpressione ci sono tanti di quei commenti, qualcuno lo stiamo anche inserendo, tra questo il tuo compagno Vitelli che ti ha etichettato come goleador, ma io volevo che mi raccontassi questo gol che è davvero bellissimo, perché è una triangolazione in aria con un dribbling in surplus, davvero molto molto bello. Credo, Angelo, lo possiamo dire senz'altro, un Eurogol, perché gol di squadra sì. E poi da giocatore che vede la porta, no? Alfonso? Da giocatore che vede la porta mi sembra un po' eccessivo. Diciamo, il gol non è mai stato il mio forte. Quest'anno, per fortuna, sono arrivato a quota 3, che non sono tanti, ma per uno che non segna tanto fa sempre piacere, no? Ti senti sempre un po', diciamo, meglio quando fai gol, è sempre più bello. Poi la cosa importante è che ha regalato la vittoria alla squadra in una partita non facile contro un avversario ostico quale il Gela. Si è dimostrato duro da affrontare, ma lo sappiamo che ogni partita è così e ti ripeto, la cosa importante è stato il risultato finale, l'1-0 che poi ci ha fatto guadagnare 3 punti in classifica e allungare ancora. C'è un messaggio anche da parte di Paolo Lomasto, forte difensore centrale, che insomma la cui carriera comunque parla spesso di tante vittorie nei campionati di Serie D, alcuni di questi anche nel girone I. Un saluto ad Angelo della Guardia, calciatore fortissimo, oltre che persona con spessore umano, quindi un saluto che credo ti faccia piacere, Angelo. Sì, vabbè, diciamo che Paolo le cose che ha scritto in questo messaggio sono per lui, perché Paolo, oltre ad essere un grande calciatore, per me è una persona veramente speciale. Abbiamo condiviso un anno a Castrovillari e mi è stato vicino anche in momenti dove venivo da un infortunio. Una persona veramente stupenda a 360 gradi. Come calciatore non ne parlo io, perché lui fa parlare i numeri, fa parlare i campionati che ha vinto e le piazze soprattutto dove ha vinto questi campionati, quindi lo aspettiamo, anzi già so che comunque ha iniziato la sua nuova avventura e quindi oltre a mandargli un grande abbraccio gli mando un grosso in bocca al lupo. E questo credo sia assolutamente doveroso. Dal mare alla montagna, Alfonso, qualcuno sì. Ti ha già etichettato il re della montagna. Sì, tanti nomignoli che ci diamo nello spogliatoio. Sì, è il mio amico Boscaglia, un grande anche lui. Siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene tutti. I commenti, per quanto siano scherzosi, avete messo qualcuno perché c'è una grande unione nel nostro spogliatoio. Lo stiamo dimostrando con i fatti, Ciccio, appunto. E questo è un segnale. Perdonami, Alfonso, a Vitelli che soprannome avete dato? Vitelli ne ha tanti. Penso il Toro, no? No, Eccolo qua. Qua c'è un commento per tutto e per tutti, caro Angelo. Vitelli è il nostro commentatore, il principe. Il suo preferito è effimero. Perché effimero, ok. Effimero. Il perché non te lo so dire neanche io, perché lui ne ha tanti, ne ha per tutti. Ne ha tanti, vero. un grande il Toro. Senti una cosa, Alfonso, un'esultanza speciale non passi inosservata, perché è importante, è giusto dirlo, no? Sì, forse è lei, forse è la piccola che è in arrivo che mi sta portando fortuna, perché è l'esultanza più bella, no? Che un ragazzo sogna, è quell'esultanza lì la sognano tutti e per fortuna ci siamo quasi, altri 2 mesi e anche lei, la piccola Vittoria, nascerà. E questo è bellissimo, ti faccio davvero tanti in bocca al lupo, te li rinnoverò ovviamente nei prossimi mesi. Ci scrive l'amico e collega Giovanni Albanese, che è tifosissimo dell'Enna e credo che sia doveroso. Un saluto, Enna, abbiamo un grande sogno e quindi a Enna stanno coltivando come giusto che sia. Poi ci scrive anche Edoardo Bruno, dove ci parla di una partita. Stavolta non ci siamo bloccati noi. Infatti pensavo non dei più belli. E intanto c'è stato forse un problema, ma si è risolto velocemente. A posto.
perché rischiavo di andare io, quindi leggevo il messaggio di Edoardo di una condotta antisportiva di giocatori e allenatori del Gela Adenna. Più che di questo, magari se vuoi entrare nel merito, ti volevo chiedere quanto sia stata complicata, no? Perché alcune ripartenze del Gela potevano anche essere, diciamo, rifinite meglio, e allora sarebbe stata un'altra partita, Alfonso. Assolutamente sì. Sapevamo che la partita era dura, poi quelle sono cose che magari poi succedono in campo e nascono e finiscono in campo nei 90 minuti. Poi è stata la partita che sapevamo che era un avversario tosto, anche all'andata abbiamo pareggiato 1-1. Sapevamo le loro caratteristiche, comunque la velocità dei loro attaccanti, per nostra fortuna, non hanno segnato e non abbiamo subito gol, e abbiamo portato a casa i 3 punti. Angelo Della Guardia, sul girone d'eccellenza, anzi su entrambi i gironi, cosa mi dici? Nissa e Pro Favara nel girone A praticamente si giocano la vittoria del campionato. Praticamente 9 giorni fa c'è stata una partita bellissima con 4.000 tifosi al Marco Tomaselli, vinta dal Pro Favara, che ha un po' riaperto il campionato. E nel girone B questa sfida tra Enna e Paternò, che sarà praticamente tra 12 giorni al Generale Gaeta, potrebbe un po' decidere o potrebbe essere molto importante. Ecco, tu che idea ti sei fatto e magari le tue favorite? Sì, il girone, tutti e due i gironi di eccellenza si sono mostrati ancora una volta dei gironi comunque difficili, no? Mi ricordo l'anno scorso quello affrontato appunto con l'Igea, che veramente è stato un girone molto molto difficile. Guarda, per quanto riguarda il girone A, mi ha sorpreso tantissimo la vittoria del Favara, perché sono sincero, all'inizio pensavo che comunque la Nissa poteva poi pian piano prendere, tra virgolette, il volo, no? Però, ripeto, il Favara ha fatto una vittoria davvero molto importante, una vittoria che mette pressione appunto alla Nissa e d'altro canto mette anche molta fiducia, molta forza mentale appunto al Favara, quindi penso che sarà un bel testa a testa fino alla fine, così come lo sarà nel girone B. Ho avuto modo di vedere il Paternò in finale di Coppa, perché è stata giocata appunto qui a Barcellona e sono andato a vederla. Comunque è una squadra formata comunque da giocatori esperti della categoria, ma così come lo è l'Enna. Io tiferò Enna, ma nulla togliere appunto al Paternò, soltanto appunto per Vitelli, che ripeto, un mio carissimo ex compagno di squadra, che eravamo ad Agropoli insieme, abbiamo condiviso anche la stanza insieme, quindi dove ci sono gli amici, diciamo che è sempre bello tifare per gli amici, però scherzi a parte, penso che anche nel girone B sarà un testa a testa fino alla fine. Forse lo scontro diretto potrà decidere qualcosina, ecco, ricordiamo anche, Alfonso, qua non tiriamo assolutamente la giacchetta a nessuno, ricordiamo che la stagione può anche essere lunga, anche le seconde possono andare in D, ma è meglio il discorso non sia fatto per te, ecco, questo è poco sicuro. Ci siamo passati l'anno scorso, 18 giugno la finalissima. Non avete praticamente subito il distacco tra estate e fine estate. Un mese, che da un lato potrebbe essere positivo per una questione di forma fisica, perché sennò il campionato si chiudeva il 15 aprile, però ne vogliamo vincere al 30 giugno sicuramente, al 29 aprile, scusami, non a giugno. Benissimo Alfonso, benissimo Angelo, sono praticamente le 22.03 in rigorosa diretta. Io vi ringrazio. Angelo Della Guardia, grazie della tua disponibilità e un in bocca al lupo per questo proseguo nel girone di Serie D. Grazie ancora. Grazie a voi, speriamo bene, un saluto a tutti. Benissimo, grazie Angelo Della Guardia, grazie Alfonso Sessa, un grosso in bocca al lupo per le prossime partite e un in bocca al lupo ancora. Prego Ciccio, grazie mille, grazie a voi. Grazie Alfonso, serata. Grazie ancora. E allora da Francesco Casicci un carissimo saluto, ci vediamo martedì prossimo per una nuova diretta di Fuori Gioco. Sanremo va, tra Fanta Sanremo, Annalisa che canta adesso, noi ci vediamo a Sanremo finito, evidentemente martedì prossimo per una nuova puntata di Fuori Gioco, quando a parlare non è solo il campo. Buonasera.